Radio 24, il sole 24 ore. Dopo l'alluvione in Veneto si inizia a fare un bilancio dei danni per distribuire i 300 milioni stanziati dal governo. L'ordinanza per i primi interventi contro i danni dell'alluvione è arrivata e porta in calce la firma di Silvio Berlusconi. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, nominato commissario per la ricostruzione, ha adesso 45 giorni di tempo per predisporre un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, stilato secondo una scala di priorità. Indispensabile dunque il coinvolgimento degli enti locali, con i quali Zaia dovrà provvedere a quantificare in primo luogo le somme necessarie per indennizzare famiglie e imprese danneggiate. Per semplificare le cose, il commissario ha già previsto una specie di vademecum. Direi in questo momento di dire a tutti i cittadini di stare a casa tranquilli, di non preoccuparsi, magari la solita preoccupazione sto perdendo il tempo prezioso, magari arriverò per ultimo, sono già scaduti i termini. Non esistono tutte queste problematiche. Arriverà a casa o nei comuni nelle prossime giornate, io spero di riuscire a farlo entro fine settimana, i facsimile di come si compila la domanda. Da quel momento si inizia a raccogliere senza l'ansia di doversi trovare con i termini del tipo del pagamento delle tasse o altre robe del genere. Silva Menetto, Radio 24, il sole 24 ore, Veneto.